Rieccoci in studio, vi ripresento gli ospiti per chi non ci avesse seguito fin dall'inizio. Roberto Marcato, assessore regionale sviluppo economico, Lega Nord, ben arrivato qui con noi. Simone Borile, Movimento 5 Stelle Padova, grazie anche a lei. Graziana Zalin, consigliere regionale PD, grazie di essere qui con noi. Cecilia De Panz, segretaria generale Filcams CGL. Maurizio Francescon, direttore generale Confesercenti Veneto Centrale. E Patrizio Bertin, presidente Ascom Confcommercio Padova. Allora, il tema è quello della liberalizzazione, aperture dei festivi, sì o no? Negozi aperti, negozi chiusi, cosa fare? Qual è il punto della situazione, Assessore? Partiamo un po' da lei e la posizione della Regione. Sì, allora, intanto diciamo a chi ci sta ascoltando perché siamo arrivati a questo punto. Esatto, perché siamo ritornati su questo punto. Allora, perché tanti il governo Monti, con il decreto Salva Italia, e il nome stesso lo dice, un decreto che doveva dare la possibilità all'economia italiana di ripartire, fa tutta una serie di iniziative, tra queste c'è quella della liberalizzazione totale delle aperture domenicali e festive. Questo nella convinzione che aumentare la possibilità di apertura avrebbe portato nelle casse dei titolari dei negozi e quindi in buona sostanza nel PIL un aumento. Oggi ci ritroviamo che questo non è successo perché in realtà quello che si vendeva in 6 giorni viene spalmato in 7, quindi non c'è stato un aumento complessivo delle vendite e quindi nemmeno del PIL. E come contropartita però cosa abbiamo avuto? Che costringiamo commesse e commessi a rimanere nelle festività, nelle domeniche, a rimanere lì e quindi togliere tempo alla famiglia, tra l'altro con turni a volte che sono davvero ridicoli perché abbiamo turni che partono dalle 10 di mattina fino a metà pomeriggio, quindi cioè uno non può nemmeno gestirsi la giornata in qualche modo, dire vabbè sto a casa la mattina e vado a lavare il pomeriggio, no, sono turni di questa natura, snaturando quindi anche e svilendo secondo me anche il lavoro di tanti dipendenti e tutto questo senza aver avuto un euro in più di fatturato. Allora, di fronte a una situazione del genere, io credo che una classe dirigente, una classe politica dovrebbe porsi il problema e dire beh, questo decreto non ha dato i frutti sperati, abbiamo solo controindicazioni, mettiamoci tutti d'accordo e facciamo una cosa diversa. La proposta che facciamo noi come Regione è intanto che venga approvato, anche se per me non è il massimo dei documenti possibili e immaginabili, ma approviamo il documento, la proposta di legge che giace da anni nella 10ª commissione del Senato, che questa dice ci sono un numero di festività, chiamiamole tra virgolette sacre, che non vanno toccate. E noi aggiungiamo anche, ritorniamo la materia di competenza esclusiva delle regioni, non perché non sappiamo cosa fare e quindi ci prendiamo qualche passatempo in più, ma perché è del tutto evidente che l'esigenza che ha la Liguria è diversa dall'esigenza che può avere la Basilicata. Ecco, io le chiedo un inciso, perché parlando con le persone questo non è, non tutti sono tenuti a saperlo tra le competenze, perché questa competenza specifica del commercio non è in capo alle regioni allo stato attuale. Lo era, per quello molti non lo sanno. Avvocata al governo questo, centrale. dico, ma perché la regione non fa? No, perché la regione... No, perché non è più materia nostra. Non è una materia. Questo è il dramma. Tanto è vero che la regione aveva fatto un provvedimento in questo senso, è stato immediatamente impugnato ed è stato vanificato dallo Stato centrale ed è stato vanificato perché incostituzionale, perché tu ti occupi di una materia che non è di tua competenza. Allora noi chiediamo fondamentalmente queste due cose, che venga approvata la legge che giace in Senato e che si ritorni alle regioni, perché noi abbiamo la giusta sensibilità, la competenza e soprattutto la conoscenza territoriale per declinare una norma generale secondo le esigenze locali, sia in termini di chi vende, sia in termini di chi poi lavora in queste strutture. Dopodiché, e questo è un valore su cui noi dovremmo concentrarci un po' di più, perché questa è una battaglia che riguarda l'immediato, ma c'è un altro tema di carattere generale su cui tutti noi dovremmo fare una riflessione. Allora, intanto i paesi a cui noi facciamo sempre riferimento quando vogliamo fare come dire, trovare dei punti di riferimento, tipo la Germania, la Francia, l'Austria,
se lei va a fare la spesa il sabato pomeriggio non trova un negozio aperto, cioè se ne riparla il lunedì. Quindi non vedo per quale motivo noi dovremmo essere migliori di questi. L'altro elemento che è ancora più importante è che nei paesi dove si è partito per primi a fare i grandi centri commerciali si sta verificando un'inversione di tendenza. L'America sta tornando indietro sui grossi centri commerciali. E sappiamo che l'America dal punto di vista economico è sempre un po' la stella polare. Allora, se stanno rivedendo loro questo approccio alla vendita, perché noi continuiamo a investire in grosse strutture di vendita? Non fosse altro che il Veneto, per sua natura, è una regione dove, come dire, il punto di riferimento commerciale è il Casoin. Cioè, il nostro negozio è quello. Cioè lei dice sta snaturando quella che è un po'... Sì, ma vogliamo parlare di centri commerciali? Facciamo il centro commerciale diffuso nei centri storici, cioè facciamo sì che il centro storico diventi un grande centro commerciale dove ci sono tutti i negozi. Anche perché, adesso voglio dire, andare in un grosso centro commerciale la domenica pomeriggio, tu rimani dentro un circuito. Ma se io vado in centro a Padova, vado a prendere un paio di scarpe, esco, mi prendo il caffè, faccio una passeggiata sotto i portici, guardo le luminarie, cioè è tutta un'altra cosa, anche in termini di qualità di vita, è un'altra cosa. E poi non dimentichiamo che una via dove ci sono negozi aperti è una via sicura, che vive, vitale, che attrae. Altrimenti rischiamo i nostri centri storici muoiano perché poi i negozi non ci sono più e ti ritrovi qualche ufficio amministrativo o bancario che non dà sicuramente quella vitalità che tutti noi vorremmo avere nelle nostre città. Certo, io già premetto mi dovrò mettere dalla parte del diavolo perché non abbiamo un'interfaccia e quindi dovrò porre un po' le obiezioni che abbiamo sentito dalle persone che abbiamo interpellato, per cui vabbè, dopo farò delle osservazioni del caso a prescindere da come posso pensarla o non pensarla. Maurizio Francescone, e poi voglio sentire anche Presidente Bertini e poi sentiamo anche le altre parti politiche. L'assessore ha accennato a un discorso, il famoso decreto Salva Italia, che doveva capovolgere la cosa. Voi avete fatto anche uno studio partito dal territorio di Padova, poi che si può anche espandere, c'è anche la CGIL che al proposito ha fatto delle indagini, che invece sostiene quanto dice l'assessore, cioè non ha salvato nulla. Che cosa ne viene fuori? Cioè che numeri ci sono di interesse? Sì, allora una prima considerazione. Marcato prima parlava di liberalizzazione. Io la definisco deregolamentazione, è una cosa diversa. La definisce? Deregolamentazione. Deregolamentazione. Quello è un provvedimento in cui si deregolamenta. Ho voluto essere buono io. Sì, esatto. Quindi liberalizzazione è un'altra cosa. Liberalizzazione è quando si cerca di fare in modo che la piccola, la media e la grande distribuzione possano convivere. Quando invece si fa un provvedimento di questo tipo, in cui si dice ognuno fa quello che vuole, scatta la legge della giungla, scatta la legge del più forte e vince chi è più forte. Adesso si dice che tornare indietro significherebbe regalare un mercato all'e-commerce. Mi sembra ridicolo, la clientela è diversa, sono strumenti di acquisto diversi, è lo stesso magari consumatore che preferisse metodi di acquisto diverso. Allora siamo andati a vedere un attimo cosa è successo dal 2012, il decreto Salva Italia è del dicembre 2011, dal 2012 scatta questa deregolamentazione, andiamo a vedere cosa è successo nella rete distributiva padovana e veneta. E scopriamo che se noi facciamo 100 le vendite al dettaglio del 2011, il 31/12/2011, in realtà ci guadagna solo qualcosa la grande distribuzione, arriviamo al 103,8, la piccola distribuzione ci perde 12 punti percentuali. In totale non si vende di più, si vende di meno, si va al 95%, ma con dei segnali che sono veramente preoccupanti. Allora, provincia di Padova questo significa 350-380 milioni di euro di vendite al dettaglio trasferite dalla piccola distribuzione, negozi dei centri storici, negozi dei quartieri, negozi dei comuni, alla grande distribuzione. Questo per il cambiamento, per la Questo per la delibera degli orari, perché grandi interventi, se escludiamo qualcosa su Venezia, negli ultimi anni a Padova non li abbiamo avuti. Per il momento. Per il momento. Sì, però tenete conto che 380 milioni di provincia di Padova significa almeno un paio di megacentri commerciali, tanto per capirci. Nel Veneto la cosa è un po' più complessa, nel senso che ci sono stati alcuni interventi, soprattutto nel veronese e nel veneziano, però qui siamo sull'ordine di 1,8 miliardi di trasferimenti. Le vendite al dettaglio nel Veneto sono circa 25 miliardi di euro. Sono circa questi gli importi. 1,8 miliardi significa 6-7 megacentri, insomma. Questo è quello che si è regalato con questo decreto dalla piccola alla grande distribuzione. Perché è ovvio,
è ovvio che quello che è scattato è che difficilmente a parità di costi di gestione il piccolo esercizio riesce a competere con queste dimensioni. Ha ragione il mercato quando dice che si sono distribuite le vendite in 7 giorni, ma sono anche continuate a diminuire. Cioè non è che ci sia stato quello che dicevano i grandi studiosi del 2011, un incremento perché abbiamo aperto la domenica. C'è stata una perdita. Ci aggiungo però un'altra cosa che spesso ci viene contestata, che è quella che si dice che comunque prima e comunque la domenica ci vuole essere un servizio della distribuzione. Allora, se noi andiamo in provincia di Padova, prima del 2011, alla domenica, per vari motivi, città d'arte, città murate, città di interesse turistico, mercati domenicali, circa il 30% dei negozi era sempre regolarmente aperto anche la domenica. Si poteva tranquillamente in tutta la provincia fare la spesa la domenica senza particolari problemi. Quindi non è che non ci sia un servizio che si può essere fatto anche la domenica. Quello che è successo però in queste condizioni è che effettivamente si è fatto un grandissimo regalo ai grandi gruppi finanziari che sono investiti nel commercio. Un'ultima riflessione, su questo siamo d'accordo. In effetti cosa è successo? Lo Stato dice la materia degli orari non è materia di commercio, ma dice è materia di libera concorrenza e quindi rientra nelle competenze dello Stato. Per questo abbiamo perso tutti i ricorsi. Noi abbiamo fatto nel 2012-2013 una raccolta di firme con la CEI, abbiamo raccolto 300.000 firme e abbiamo proposto quello che diceva prima Marcato, perché è ridicolo, scusateci, adesso magari va bene anche le 12 domeniche come si propone nella legge che sta discutendo al Senato, però è ovvio che c'è bisogno che in termini di orario di apertura dei negozi si ritorni alle competenze regionali. Certo. Questo è quello che chiediamo e credo che sarà opportuno, Assessore, che anche in questa fase di discussione delle autonomie qualcosa si sollevi in questo senso, perché per ora non ho visto nulla, ma mi sembra che dire che il commercio è tutto, anche gli orari, probabilmente ne avremo bisogno. Condivido. Infatti su questo aspetto andiamo perché appunto noi abbiamo 2 o 3 mail di telespettatori che dicono questo. Solo un piccolo inciso, ma adesso mi vorrei conoscere quello che all'1:30 del giorno di Natale va a comprarsi paio di scarpe. Cioè, ma che infanzia ha avuto? Cioè, perché posso capire 2 giorni prima, ma il primo dell'anno, che ti hai fatto bagordi fino alle 4 la mattina, cioè, cosa vai a comprarti? I calzini, le ciabatte, cosa ti compri il primo dell'anno? Cioè, ti sei dimenticato le cose, il panettone, te mangiare come un bue fino alle 4 di notte, la spesa di che cosa? Ma te bere un tè caldo con una tisana, cosa vai a comprare? Cioè, e il bar aperto lo trovi, ma dico, ma di cosa hai bisogno? Cioè, capisco, insomma, la farmacia, no? Cioè, è chiaro che, dico, il primo dell'anno. Quelli ci sono le farmacie. Il negozio, al caso è una cosa che non... Infatti, allora, prima di dare la parola a Patrizio Bertini a questo riguardo, abbiamo un contributo, chiedo della regia di metterlo in onda relativamente a questo caso di Sangalli, che quindi è presidente Confcommercio, che esterna proprio su questo discorso delle chiusure. Vediamo il contributo insieme.